Saluto a tutti e benvenuti a Contanos, un podcast che pertocca quale sia l'argomento di interesse. In cada puntata un ospite diverso nos conta di una questione che l'aggrada, risponde a una scanta preguntas mesa e nos consiglia pure qualche libro e legere. Tenete vos conto e istentate vos. L'attivista e intellettuale americana Angela Davis e sul libro suo Aboliamo le prigioni isterra di una questione che appare me questa rivoluzionaria. Provamos a pensare, nada, de che serrar esas prisiones. Provamos a pensare che non esistan prus in Ucraina, né prisiones né prisioneris. Isterra questa questione che proprio su convinto del suo libro conta come mai sul mondo de oggi che siamo abituati a dare per scontato che esiste queste prigioni, che è giusto che vi siano e che è l'unico modo possibile per far riscaldare a sul mortores, a sul furones, a sul spacciadores e in generale a sul delinquentes. Non abbiamo a bordo manco la capacità di immaginare una maniera differente da questa per far riscrammentare a chi va male. Stanno che siamo abituati e dunque è per noi una cosa normale a pensare che esistano queste prigioni. E pare di impossibile a pensare che in Ucraina non vanno a essere più queste prigioni come a Sardeoe e che hanno a diventare, chissà, i musei, come questa prigione americana di Alcatraz che è serrata dal 1963 e è un museo che si può visitare. E invece Angela Davis fa un paragone che mi piace, che narra che vinza quando in America vivia schiavismo dei sudafricanos, quando vivia apartheid, che privava la cittadini niedros o dei loro diritti fondamentali, questa pare tutta una cosa normale e che di più da barrare gai. Ma intanto questa guerra civile americana, prima e appunto sul movimento dei loro diritti civili degli anni 60, sul resessido a abolire queste pratiche razziste e andiamo in die li viene in conca della storia del vestire salezze. E stanno a che cada cosa pare di impossibile, finché quando uno la vaga. Ma chi l'ha inventata questa prigione come ti concetto? A su chinare a sos cercadores e sos istoricos as prisiones esistono da mizzarde annos. Non che zonare esa prigione come te la conosciamo oggi in dia, con sar ferradas, esos segundinos, o esarzellas, e con muro, bette artos. Ma su concetto di accorrare a sa gente pare che sia un paruso antico meda. E beh, da meda tale come te via esa prigione, fia per un minore de como. Piano un luogo, una cameretta, in cui esa persona condannata barrava da corrada, innanti dell'occhire, che esistia a pena capitale, o dell'entregare su castigo che lei ha deciso su giudice. E fuori scaia da una persona tentante. Però narra si castiamo su quadro della morte di Socrate, di Jacques-Louis David, del 1787, su via Socrate, su filosofo greco Setio, sa presone, la notte prima di l'occhire, ha forriato dai suoi seguitori suoso, sta rendergli una lezione o imparando qualche cosa. E vediamo una prigione a differente meta da Sardeo in die. Però può essere pure che su pittore si l'ha immaginata gai questa prigione, mancare il gai, questo sono greco antico, però a terra civiltà antiche tenevano su mattessi manizzu, a suo tempo sponare di essere dinastia sommaia e abbaside, che consideriamo storicamente esaspus con nota di storia araba, che un galu come os esempio sprusartos della civiltà arabo-islamica, di suo secolo dai sus 800 a su 1500, pago plus a manco, non caia presonese. Però accorraiano a sa gente, a sa sola, a gai tutto. A sus prigionieri di guerra, a chi tenia debitos, plus a presto in un luogo di importo, che è una moschea a Portas, finché a quando non li vaghiano su processo, o lo chiana, o lo vogaiana, o
l'imbucavano una surra a vincere mancari, però come te castigo. Conforme a su chinare storico olandese Frank de Coté, invece, sti sottigentos, su secolo da XIX, chiese da campo la idea delle persone come te la conosciamo oggi in dia. E stanno rinnanti rettando non caia a palazzo che lasciano a chentine e mizzar de persone annos e annos a corrauso chi tindes appena il soro come te va in como. Cherzonare chi in tamber de che lo guarda sa zittade o de lo chire o de lo va che diventare scravo, si stato moderno decidini di accorrare a chi è morto, a chi è furau, a chi è tene debito, e gai tutto, per uno scantos annos e su proprio luogo puoi scattare da su chi ha fatto, ma vinces per provare a scrammentare, a cambiare s'animo e si spiritu dessa persona fartosa, però li fa che comprende chi ha fatto un male e però li tornare a imparare le regole di stare sul mondo e stanno a riformare esa persona e fare in modo che quando essi possa tornare a si fare una vita, ma mescamente chi non torna da far dire. Questa assunessi via questa teoria, i soggettigentos, i sottigentos, o quando la persona moderna andiamo si da campo. In pratica è mescamente queste persone dei suoi imperos coloniales e in sas colonias penales de sus imperos coloniales su umanizzo non fia cosa di scrammento o di scaddu. Queste colonias penales fiano per presti suleddas isperdias a chi sos imperos buscaiana e se per aia po' che correre gente e poi la ponnere a traballare. Commente ponarre sas isulas Andamane, chi l'impero britannico busca da gerente a sas costas de s'India, o che a sa Caledonia francesa, ai noi che mandaiana a sorre verdes algerinos. E podiamo narrare che tra sottigentos e su noigentos fia di una moda, questa che disterrare a sor fartosos, a sorre verdes, a sor delinquentes, a logos attesu meda bortas ad Europa, non fia solo sor francesos che lo faghiano, ma fino a Australia, può narrare, fia di un luogo ai noi impero britannico che mandaia centinaia di delinquentes, però non lo sai, in mezzo ai pedes in Inghilterra, o in Scozia, o in Irlanda, o in dove si sia. E ad un anno, mancari pensiamo a bortas chi a pustire dessa guerra mondiale e dessa dichiarazione de sorderettos universale dessa persone si è cambiato tutto, la verità è che ha cambiato poco nulla. Che esiste già colonias penales sul mondo, come a Guantanamo in Cuba, che è una prigione degli Stati Uniti americanos in territorio di Cuba. In cui torturano i suoi prigionieri in maniera sprullezza che uno possa pensare, cosa che in mezzo a non contare in questo podcast di quanto vagante gana male a intendere. Però non arriva tortura sessuale, ma vincer di a casta, che accorrono a su prigionieri dies e dies in tre in una cella e li pongono esa musica a tutto volume e li surdano o a volte li spuntano a sosocros dies e dies in tre a seguias però non lo fa che dormire. Cosa ragazzi scadano sui prigionieri, loro guastano psicologicamente pur però los americanos hanno sempre cercato di cucuzzare o di cuare su che acontesse in Guantanamo. Se qualcuno che descrive ite capita in Guantanamo è curioso, posso consigliare sul libro del suo prigioniero mauritano Mohammed Ould Slahi, Guantanamo Days in inglese o 12 anni a Guantanamo in italiano. Ecco si giovinza su filmi che este le ha di un ambro dai su libretto che si nata da Mauritanian. E mancari da pa fare dato questo film e questo libro, mancari schimus su Sarfrigonzas de Guantanamo, galo in die su 2025 questa colonia penale è sta aperta e cannessi 20 batto prigionieri a Corrados in cui senza che li sapano fatto manco un processo. In America è tutto, le prime persone la fregenta ultimo del 1700, quando vi guerrende contro l'Inghilterra e la rivoluzione americana, e sono finza uno dei primi stati a privatizzare le persone. Già sul 1840 vai a persone in America in una compagnia privata giochi su manizzo di tutto e fai a traballare le prigionieri. In dia invece sul sistema carcerario americano este per la maggioria a narrare manizzato da compagnie private est un bete businessman.
vado in queste persone una maioria de prigionieri niedos e sudamericanos, gente che in origine vive in biginados poveros e malevadados e che a bortas hanno adatte a entrada se non sa vendere essa droga e che parada in prigione pro annos e annos. Questo è il riflesso della disuguaglianza e del razzismo nella società americana. È questo che Angela Davis propone di abolire questo sistema, che non solo è razzista e non fa che discriminare le persone, ma sceglie da peggiorare che va a balanzo di dinare seguro di queste persone, per le compagnie che la gestiscono, e di fatti, come abbiamo nalle di queste persone, meda sono i privati, e su 2025 l'America tiene il numero più alto di gente in prigione e si storia sua. Da arriva su balanzo in queste persone deriva da numero alto di prigionieri che cada dia devono mangiare, devono dormire e dunque ha bisogno di dinare per la gestire. Tutto questo dinare lo dà Stato americano può mantenere aperta queste persone. Angela Davis però il suo libro suo mostra finza che da quando esiste questa istituzione, questa prigione come te la conosciamo oggi, che si è servita mescamente sugli Stati Uniti americanos, può correre proprio una maggioria di niedos e di sudamericanos e una minoria di americanos biancos, e per mantenere un sistema capitalista e razzista che è americano. Questo è sudamericano. In altro luogo oscuro però è gallo in die che prigione in UE non va per un rispetto dei suoi diritti dei prigionieri. Il luogo che a Siria, Egitto, Algeria e altri paesi arabi possono essere le persone a primura fra i genti colonizzatori, i francesi, i inglesi. A posti, quando questi paesi hanno alleato indipendenza, i governi post-coloniali hanno impreato le stesse persone, ma poca corrara sono reverdes politicos. E non solo ha seguito l'umanizzo dei colonizzatori, ma ha peggiorato, se possibile, la maniera per scaldare questa gente. Se leamo a Siria come esempio, questo è un paese che conosco mezz'ora dei suoi atteri, da poco tempo si è posta la rivoluzione che cacciava sul dittatore Bashar al-Assad. Sono attivisti siriani, a posto di 50 anni, hanno potuto perdere l'esargenza di queste persone, in uno dei più regimi fascisti della storia, che correva da Argentina e mizzare gente. Ma già è stato mezzo di una chirca fatta da esperti internazionali ha scoperto che in queste persone Argentina e mizzare gente la torturavano cada dia e che Argentina morivano impiccati cada dia se un processo devono aguantare trillas e torturas una di emmo e satera pure. In Iraq pure già nos ricordiamo tutto della prigione di Abu Ghraib, in cui i soldati americani e tutti li usavano ai prigionieri per los torturare e si facevano pure usare foto in riera pustisi. Ma baddenare che innanzi di imboccare gli americani sotto il regime di Saddam Hussein in Iraq, pro i iracheni ormai questa prigione via di ferri. Come libro può conoscere meglio su questo argomento, così aboliamo le prigioni, che è il libro di Angela Davis, ma per conoscere la vita delle persone sul regime di Assad in Siria, abbiamo sconosciuto un romanzo di Mustafa Khalifa che si nata La conchiglia. Siamo abituati oggi in dia a questa prigione in un montone di film e di serie televisive, parecchio pure film importanti o capolavoro, siamo andati che alle ali della libertà del 1994, che si nata Shawshank Redemption in inglese, che in Tim Robbins e Morgan Freeman, sino alla servito Boluco Sizzo. Avete ascoltato Contanos, un podcast che pertocca calesi sia questione di interesse. Se abbaidate la descrizione di questa puntata, vos ha lasciato unos cantos a cappios e legámenes, però conosco meglio questa questione che abbiamo sterri di voi. E fizza sul riferimento sul libro che ha commentato e accattate pure email mea se mi volete inviare preguntas o commentos. Questo podcast l'ha provato Deo, Alessandro Columbu, con l'aiuto dei suoi ospiti e via. Adios.